I parenti erano piegati su scodelle di ravioli al Barolo, mentre altri ravioli fumavano, immersi in sughi e formaggi da enormi zuppiere fiorite. Dalla cucina al salone, per una porta continuamente sbattuta, entrava e usciva un mio zio magro col grembiule di Caterina, furibondo nel suo maniaco d'affare di cuoco. Un ultimo lembo di salsiccia cruda, mangiata a metri dagli altri prima dei ravioli, gli giaceva annodato intorno al collo. E poi, mormorò Francesco, e poi il riso con quei passeri, il bollito, e polenta, i 14 modi, spiegai in un soffio. Polenta? Sì, ma in 14 piatti diversi li elencai, con l'aglio e l'acciuga, al verde, al burro e formaggio, col merluzzo, coi funghi, con la fonduta, fritta o arrostita con l'uovo sopra, e poi non so più come, ma c'è chi arriva fino a polenta e gorgonzola, e chi invece finisce a polenta e latte. Polenta, stupì ancora Francesco. Alla fine saranno più di là che di qua. Non vomitano mai, non li ho mai visti ciucchi, i miei parenti, risposi. Schiacciati contro la griglia, potevamo vederli bene, uno ad uno, duri sulle sedie, gonfi. Bevevano con calma, un dito di vino per volta, sostando col bicchiere sospeso sotto il naso, e ora i discorsi si erano come placati in uno stormire profondo e senza sosta. Non si capisce niente di quel che dicono, sussurrai. Ma cosa dovrei mai dire? Cosa dovrebbero mai dire? Mangiano, a mangio.